Buongiorno, cominciamo bene stamattina, buon'ora, buongiorno dal camper di Orietta. Allora io capisco che tu hai voglia di gelato, però siamo riusciti a gonfiare, però non ci sta altro, ci sta solo questo no, qua ma, dentro. sì, ma io dormo col gelato stasera, poi tu vai a dormire da un'altra parte, non ci stiamo dentro col gelato. Ascolta, se me la metto sotto come materasso. Buongiorno a tutti. Allora Orietta stamattina belli freschi col ghiacciolo. Dove sei? Sta ferma. Ma che rompi o scioppi? Ecco. Bella fresca col ghiacciolo. Lo dici tu dove siamo? Siamo a San Giovanni di Sinis. Oh, questa allora, zona è bellissima, molto naturale. stiamo continuando il nostro viaggio per la Sardegna e stamattina ho visto che c'è una bella spiaggetta qua sotto e proviamo ad andare a fare il bagno anche oggi, ci portiamo il nostro bel ghiacciolone. Sì, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede dopo. Magari ci tiene tutti e quattro. Quattro chi? Siamo in quattro. Ah, siamo in quattro? Sì. Chi c'è anche? Sono i nostri amici seguaci. I seguaci, i nostri discepoli, Sì. i nostri discepoli. Dopo ve li presentiamo in spiaggia, sono già andati avanti. Allora, andiamo giù da sto camper? Dai, scenditi il tuo ghiacciolo, vai su, corri, dai, vai. Ecco, intanto è sceso il ghiacciolo. Adesso scendo io. Una robetta più piccoletta no, eh? Un cigno, un coso, un fagiano gonfiabile, un, come si chiama? Un pellicano. No, sono quelli là col collo lungo, l'airone. No, che cos'è? Il cigno, un bel cigno ci prendiamo la prossima volta, quello da 2 metri di diametro. Dai, vai avanti, corri, dai, vai via, vai in spiaggia. Vai, ti dico, facciamo in serio, facciamo vedere che abbiamo in serio, seria. Abbiamo parcheggiato il nostro camper qui in questo bello spiazzo gratuitamente, perché Orietta nel nostro viaggio qui in Sardegna, che in verità è molto costoso, se avesse il ghiacciolo, è piuttosto costosa la Sardegna se non stai attento. Cerchiamo di spostarci, andare nelle spiagge che sono gratuite e soprattutto i parcheggi free. Ce ne sono fortunatamente. Ma io non posso fare le robe serie. Vabbè, andiamo in spiaggia, dai, capito, andiamo, dai. Andiamo. Sì, vabbè, ma mi ha dato tutto quanto. Mi pare di essere Fantossi che va in spiaggia, Fantossi va al mare. C'è anche il baretto, guarda, hai visto? Eccola qua, ma guarda dove ti ho portato, guarda che roba, guarda che mare. Dai a sentire l'acqua se è fresca, dai, vieni con me. Vieni. No. Freddina, è scappata via. E io, indomito e coraggioso, mi avventuro sui flutti. Vieni con me. Ciao. Hai spento. Hai fatto la doccia. Oh, mi ha lasciato qua da solo. Dove sono andati tutti quanti? Aspetta, va. Eccolo qua. Ehi! Ah, siete là! Eccoli, arrivati! Allora, ci siamo parcheggiati qua oggi.
qua a bordo strada, noi siamo specialisti in questi parcheggi creativi. Dove sono? Siamo pronti! Siamo pronti! Oh, ma questi qua sono i soliti! Allora, Orietta, no, ti acciappa questo robo. Oh, adesso mi raccomando, sei pronti? Guarda che bel cappellino che ha Vittoria. Buongiorno Vittoria. Eia! Eccola qua. Allora, qua abbiamo Orietta. No, ma fai seria, no, non fate tutti e due, tutti e tre, quanti siete? Tre? E sono messi il cappello, dimmi già. Guarda qua. Guarda. Guarda qua che bello! C'è scritto Palermo. Palermo. Palermo, Palermo no, sono. hai sbagliato isola. Allora, per piacere, 1, 2, 3, fate, no, fate i seri, oggi non mi fate il casino del video scorso. No. Lasciamo aperto questo. No, sarebbe meglio chiudere. Non mi fate la confusione dell'altra volta. Oggi non ci sono da gonfiare niente. Oggi Seri. la banana non c'è. Oggi Ah, la non banana c'è la banana? C'è solo il ghiacciolo, perciò Seri, andiamo facciamo alla grande. una roba Dai. seria. E Orietta, dobbiamo dire una cosa molto importante, perché Vi ricordiamo che anche Vittoria e Massimo hanno un bellissimo canale. In camper Grazie. con Vittoria è il massimo. Grazie. E andateveli a vedere tutti i loro video. Certamente perché Meritano. sarà uno più bello dell'altro. anche perché c'è Orietta e quindi insieme con voi Appunto, con loro poi sono ancora di più fenomenali. A dir grazie, poco. batti 5 sì, Vittoria. sì. In camper con Vittoria è con l'accento il massimo, il massimo è Massimo, là, che il lì, Massimo è là. più di così non si può. Comunque continuate a seguirci, noi facciamo del nostro meglio e vi facciamo viaggiare con Siete noi. meravigliosi. E via per nuove Anche incredibili voi. avventure. Lo buttiamo, buttalo. E questa è la spiaggetta che abbiamo scoperto oggi. Eccoci qua Orietta, allora siamo oggi su una spiaggia bellissima Torre dei Corsari. e che sarebbe veramente la spiaggia, sarebbe lì in fondo, vediamo se riesco a farla vedere, ecco di circa a 1 chilometro di distanza, ma noi ci siamo fermati un pochino prima perché Certo. non c'è nessuno qui, Noi stiamo bene qua, tranquilli. possiamo insomma passare la giornata piacevolmente. Mi pare di conoscerli questi due qua. Che è successo? Buongiorno, mi pare di conoscerla, piacere. No, guarda, Paolino Bagnino. Massimo il Bagnino. Massimo il Bagnino. Ma non fa rima Massimo il Bagnino. Paolino Bagnino fa rima. Ah, Paolino Bagnino. Massimo Bagnino non fa rima. Massimino Bagnino, Massimino. forse volendo si potrebbe. Buongiorno Vittoria, eccola qua accecata dal sole. Vabbè, oggi abbiamo trovato questa spiaggetta bellissima, guarda qua abbiamo la nostra Orietta che si è messa già a rappezzare, fare un po' di pulizia, di ordine, l'istinto della massaia. A posto, il letto è pronto. C'è una sindone. Adesso Allora io non lo so se la telecamera riesce a far vedere. È vero! C'è la sindone. È la sindone di si vede, guarda le gambe, il segno del costume, non ci posso credere. È rimasta lì. Possiamo venderla come reliquia, la mettiamo all'asta, la sacra sindone di Orietta. Controlliamo se effettivamente è quella originale. Si stenda, facciamo la prova, ecco qua. Allora mettiamo all'asta il materassino di Orietta con la sacra sindone. Guarda, è lei, ci sta giusta, guarda. Perfetta. Venghi con me, facciamo vedere.
la spiaggia bellissima, non si avvicini troppo che poi viene fuori con un testone da verza. Allora, facciamo vedere la spiaggia, l'acqua bellissima che c'è anche qui. Eccola qua, va che roba, va. È già tardo pomeriggio, Anche la a luce, quest'ora hai visto? la luce è quello che è ormai, ma guarda, 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 Sparito. guarda, guarda che riflesso contro luce, guarda, Bello. guarda, guarda che bello, è bellissimo e non è neanche tanto fredda, diciamo la verità. No, perché durante il giorno si è riscaldata, Sì, ormai sì, è tardo sì. pomeriggio. È invogliante, veramente bella, bella, poi una calettina così, ma qui c'è solo l'imbarazzo della scelta dove fermarsi, poi di colpo d'occhio, guarda. E allora Orietta, stasera se ci riesce ci fermiamo qui, mangeremo davanti al quindi ristorante, no fronte mare, proprio sul mare, nella nostra ristorante di Orietta, Scezzo Orietta, perché questa sera c'è uno spettacolo bellissimo. Il tramonto, da questa parte ovest della Sardegna si vedono di quei tramonti, poi con una giornata così Favoloso, quindi il sole è ancora alto nel cielo, ma fra qualche ora assisteremo a un tramonto spettacolare dei nostri camper. Wow, che bello! Insieme con i nostri amici, con Vittoria. Già mi immagino la scena, voi due di spalle che ammirate il tramonto, con una musica di sottofondo. Che meraviglia, che romanticheria. hai già fatto tutta la tua storia. Ma sì, Mamma mia. dopo ci penso io, ci penso io. Che pensi mi? Organizziamo qualcosa. Sei pronta? Dobbiamo fare un qualcosa Di esplosivo. No, esplosivo no, Orietta, Esplosivo. cosa vuoi esplodere? Sì, il sole che esplode. No, sul no, mare. lascia stare, meno esplosivo. Che cosa hai in mente, Vittoria? qualcosa di fantastico, Fantastico, romantico, stasera, questo dai. bel tramonto Cosa sul facciamo? mare. Mamma mia. Io e Orietta. Tutte e due insieme. Mamma mia. Un falò sulla spiaggia. Arrostiamo un maialetto. Cosa dice? Che bella idea che abbiamo. Arrostiamo il maialetto. Che è l'unico animale che non dorme mai. Il maialetto? Maialetto. Stasera serata romantica, wow. Ed ecco la nostra Orietta, guardate, tutta bella È preparata. l'ora Poi del- dicono che in camper Noi siamo trasandati. siamo trasandati, ma quando mai? Guarda che outfit, giusto che È outfit. l'ora del Tramonto, si sta avvicinando l'ora Vado a del tramonto. chiamare Vittoria, che lei non lo Sì, sa che è ora del guarda, tramonto. guarda il sole come sta scendendo. Ed eccola qui la nostra Vittoria, ma che eleganza, ma che raffinatezza. Ma vieni, allora, come abbiamo promesso Vittoria, vieni qui con Orietta, vieni, avvicinati, mettetevi qua, perché è quasi l'ora del tramonto. E allora adesso guardate, con questo sfondo meraviglioso, eccole qua. Cosa c'è di più bello di un tramonto con i camper sulla costa di Torre Dei corsari. dei Corsari? Che cosa Cosa c'è? c'è? Che cosa c'è di più Niente. bello? Ma c'è io. Massimo! C'è Massimo! Sono io il più bello. Ma no, ma ascolta Massimo, ma rovina tutta la poesia! la Ma pellicola, via. no! Ma cammina! va. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.